Velocizzare il termine dei lavori per il completamento delle conche di navigazione e garantire la gratuità del loro utilizzo. Queste le richieste del consigliere regionale Marco Dolfin al Consiglio regionale del Veneto, che ha ben compreso le motivazioni delle richieste. Si deve recuperare il tempo perso in questi anni, ha affermato, e terminare le conche di navigazione per permettere ai natanti di entrare ed uscire dalla bocca di porto anche a paratie sollevate. Assurda l'ipotesi di consentire il loro utilizzo a pagamento, afferma il capo dipartimento pesca per la Lega in Veneto. Si tratta di accessi che verranno utilizzati per motivi di sicurezza, fanno parte del pacchetto Mose e dovevano essere il primo intervento ad essere completato, invece è l'ultimo. Far pagare il pedaggio sarebbe un'idea assurda che andrebbe a penalizzare maggiormente il settore della pesca. Con la mozione presentata si chiede quindi alla Giunta regionale di farsi portavoce presso l'autorità di sistema portuale, di completare velocemente le conche e le altre infrastrutture previste necessarie per la sicurezza in laguna, quale il porto rifugio. Buongiorno, sono Roberto Picerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.